Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è martedì 18 ottobre, ricominciamo con le dirette della settimana. Vi ricordo a questo proposito quali sono i prossimi appuntamenti. Ovviamente ogni martedì alle 21:15 e ogni giovedì alle 19 in diretta insieme con il Marietto Veneziano. Quindi vi ricordo che se non dovessi rispondere alla vostra domanda questa sera avrete ancora appunto tantissime opportunità da utilizzare per conoscere Marietto, per conoscere la sottoscritta e quindi per avere magari una nostra risposta, diciamo, per poterci conoscere e chissà magari per farvi decidere di consultarci in privato. Durante un consulto appunto avremo sicuramente molto più modo e tempo e potremo applicare più prospettive di indagine al vostro caso, alla vostra situazione per darvi le risposte. Quindi vi aspettiamo ovviamente in consulto privato. Ogni consulto ha un costo di 20 €, una durata di circa 40-45 minuti. Quindi se desiderate andare più in profondità delle situazioni che state vivendo, se avete più domande da analizzare o su cui vorreste delle risposte e dei chiarimenti, sicuramente il consulto privato è l'occasione giusta per avere insomma più spazio. La diretta ovviamente permette un po' a tutti di avere una risposta, quindi non l'abbiate a male se magari non venite selezionati subito. Vi ricordo appunto che abbiamo moltissime altre opportunità e non solo, vi ricordo anche che cerchiamo di dare sempre spazio a quante più persone possibili affinché abbiano tutti la stessa occasione. Allora, veniamo ad alcuni punti che sono importanti sempre prima di cominciare a darvi le risposte. Ho visto che c'è un utente Facebook che però non si vede la persona, cioè non si vede chi è, a parte che l'ha scritto nel testo, però chiedo a tutti e vi ricordo tra l'altro che essendo in questo momento in diretta su 3 canali diversi, il mio canale YouTube, il canale YouTube del Marietto Veneziano, il nostro gruppo Facebook, di avere un po' di pazienza, anche perché probabilmente l'ordine che vedete voi nei commenti non è lo stesso che ricevo io tramite la piattaforma StreamYard. Quindi non preoccupatevi se vi sembra che siete stati saltati, che è stato scelto qualcun altro, che non è l'ordine con cui vengono scritte le domande a essere importante, quanto piuttosto che la persona sia nuova, questo è il primo punto, che abbia scritto nella domanda il nome, la data di nascita, che la domanda sia formulata su un unico aspetto, quindi una domanda, che nella domanda ci siano delle indicazioni che permettono una più facile interpretazione delle sibille, così da non perder tempo nel dire potrebbe significare, potrebbe essere, perché ovviamente incarta un po' il meccanismo anche togliendo spazio e possibilità ad altre persone. E poi vi ricordo appunto che selezioniamo non con l'ordine, quindi la regia mi propone delle domande e io mi occupo di dare la risposta, non di scegliervi. Ma ultimo punto, non meno importante, comunque potete attingere ad altre occasioni e opportunità. Se ancora non ci conoscete, tra l'altro, abbiamo a disposizione per voi tantissimo materiale, moltissimi canali entro cui entrare in contatto con noi. Vi ricordo sommariamente alcune cose, sicuramente sono così tante ormai le cose che abbiamo messo a disposizione che alcune volte viene trascurato qualcosa, ma principalmente come vi ho detto all'inizio trasmettiamo da 3 canali, quindi trovate materiale non solo sul nostro sito internet www.ilcapitano.altervista.org, ma anche proprio sui nostri canali YouTube. Andate nelle playlist, non ci sono soltanto le dirette dedicate alle sibille, ma tantissimo
materiale divulgativo, tantissimi video di spiegazione, di condivisione delle varie discipline di cui ci occupiamo, quindi l'astrologia antica, la radionica, la radiestesia, l'ermetismo, la tradizione cabalistica e via via un sacco di altre condivisioni a cui potrete attingere a piene mani. Vi ricordo che spesso le condivisioni dei video corrispondono alle dispense e ai circuiti che trovate sul nostro sito. Tra l'altro vedete in sovraimpressione la home page, quindi se digitate, e lo ripeto, l'indirizzo www.ilcapitano, quindi tutto attaccato, .altervista.org, approderete su questa home page e da qui potrete sfogliare le varie pagine del sito e trovare tutto il materiale che è dislocato qua e là nelle sezioni del sito e che è completamente gratuito a vostra disposizione. Scaricate, stampate i circuiti, metteteli in pratica, seguite quelle che sono le indicazioni di utilizzo all'interno delle dispense. Se non vi è chiaro qualcosa, andate, impegnatevi, quindi siate proattivi, andate sui nostri canali YouTube, cercate nelle playlist di radiestesia e radionica le spiegazioni che abbiamo dato e vi ricordo che se volete un percorso, se volete studiare queste materie, siamo comunque disponibili non solo per le consultazioni private, quindi per eventuali indagini e risposte, ma anche proprio per accompagnarvi nei vostri percorsi collegati appunto alle materie di cui ci occupiamo. Se volete imparare per esempio la radiestesia, se volete imparare la radionica, se è il vostro sogno imparare a leggere le sibille o ancora meglio i tarocchi, quindi fare un vero percorso di iniziazione, siamo a disposizione. Ovviamente sono percorsi privati e quindi considerati professionali dietro compenso. Ma vi ricordo appunto che per capire le tantissime cose di cui ci occupiamo potete andare a visitare nel nostro sito la sezione shop e lì troverete quelli che sono i nostri contributi, non solo in termini di consulto, ma anche quello che e quindi anche di percorsi di studio insieme, ma anche veri e propri interventi di riequilibrio. Possiamo lavorare su quelli che sono i vostri blocchi tramite più discipline, quindi rimuovere eventuali blocchi tramite interventi di radiestesia, produrre su richiesta circuiti radionici che abbiano uno scopo mirato e personalizzato. Siamo comunque a disposizione anche per talismani e tutto quello che sono gli interventi operativi della tradizione ermetico-cabalistica e in ultima analisi anche questo ciondolo talismano albero sefirotico che presentiamo spesso nelle nostre dirette e che riteniamo essere molto importante non solo per tutta la simbologia cabalistica racchiusa all'interno di questo ciondolo, ma per il lavoro che è stato fatto di programmazione e difesa a ben 9 livelli di protezione per il suo fortunato possessore. Tra l'altro, nel ciondolo ci sono anche le frequenze di un talismano di Giove, quindi serve a dare anche una piccola spintarella fortunata a chi lo indossa e a tenere lontane persone indesiderate o che causano problematiche, a ripristinare non solo gli equilibri dei corpi sottili, dei chakra, dei meridiani, ma anche del magnetismo che spesso purtroppo è trascurato nella valutazione complessiva delle persone, ma che nel suo massimo equilibrio e potenziale permette il recupero della vitalità e il recupero anche da quello che possono essere situazioni di disarmonia psicofisica. Quindi sappiate che abbiamo concentrato in questo ciondolo quello che ritenevamo essere il meglio della difesa e della protezione per la persona a più livelli. E chiaramente proprio perché è di un bellissimo materiale di ottone
non nichelato, si presta perfettamente a qualsiasi tipo di programmazione. Quindi se poi intendete raggiungere obiettivi personali che esulano i frequenze, le informazioni già caricate sul ciondolo, siamo disponibili a programmarlo in qualsiasi momento con queste frequenze o con le frequenze più appropriate per voi. Vi ricordo che è possibile farlo comunque anche nel tempo, quindi se vi siete procurati il ciondolo o se intendete procurarvelo, non vi preoccupate, perché anche fra 3, 4, 10 anni vorrete aggiungere qualcosa, si fa sempre in tempo, quindi diventa un qualcosa che vi accompagnerà, se vorrete, per tutta la vita, e ovviamente ce lo auspichiamo. Bene, vi ricordo appunto che nella sezione shop trovate non solo quel ciondolo, ma anche i sigilli, la ritualistica, i sigilli salomonici e i sigilli di Mosè, quindi c'è un'ampia gamma di scelta. Ovviamente dipende dagli obiettivi che intendete raggiungere, e vi consigliamo sempre, se non avete ben chiaro verso cosa orientarvi, una consultazione professionale privata per individuare effettivamente quello che è più utile per voi, perché al di là di quello che può incuriosirci, affascinarci, c'è poi quello che veramente serve, e quindi spesso riusciamo a portare non solo un aspetto migliorato e una propiziazione, ma anche proprio una rettifica, una correzione di quello che sono influssi non sempre benefici che riceviamo al momento della nascita. Quindi non esitate a contattarci se state affrontando periodi difficili, se siete in crisi, se siete bloccati, se non sapete che fare, se avete dubbi. Noi siamo qui per darvi delle risposte e, dove possibile, ad aiutarvi. Quindi vi ricordo appunto che la risposta in sé su quello che può essere un dubbio, ma anche il suggerimento sull'atteggiamento migliore da tenere, non sempre è sufficiente. Quindi siamo a disposizione, come ho detto, anche per altro, quindi non solo per dare risposta, ma anche per pianificare una strategia che si intende tirarvi fuori dallo stagno, magari da certi blocchi che state vivendo. Bene, allora ricordo dunque, intanto ringrazio tutte le persone che sono collegate, ringrazio tutte le persone che sono con noi questa sera, saluto tutti, ciao Maria, ciao Lorella, ho visto, buonasera Pierluca, quindi ci sono amicizie di lungo corso, anche persone nuove, siete tutti benvenuti, mi fa tantissimo piacere, e se volete condividete il link della diretta con le vostre amicizie, spargete la voce, chiamate anche la bisnonna, quindi, cioè più siamo meglio è. Va bene, scherzi a parte, direi di cominciare a rispondere. Antonia. Vi ricordo che non è che solo ci trovate sul sito internet, sui nostri canali YouTube, sui gruppi Facebook, e ricordo agli amici che provengono dal gruppo Facebook di autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti, altrimenti non riusciamo a vedere chi siete, non compare il vostro nickname o il vostro nome, e dunque purtroppo così perdete l'occasione di avere una risposta. Vi ricordo che noi siamo presenti anche sul Giardino dei Libri con diversi ebook, e tra l'altro anche 2 pubblicazioni cartacee. Lo sapevate che la Hilda e il Marietto hanno pubblicato 2 libri? Quindi, bene, se non sapete in che modo conoscerci, bene, vi ho dato tante risposte e adesso non avete altro che da cercare. Bene, Antonia, buonasera Hilda e Marietto, quindi buonasera Marietto. Grazie per la vostra presenza, grazie, grazie. Allora, ho intrapreso un lavoro nuovo come consulente, possiamo vedere come andrà? Antonia, 8 maggio 76. Intanto brava, la domanda è formulata benissimo, quindi ci sono tutte le indicazioni, ci ha spiegato che il lavoro è nuovo, ci ha detto qual è la sua professione, quindi molto probabilmente comparirà l'artista, e ci chiede quindi in modo mirato su gli sviluppi del suo lavoro. Ha messo il nome, ha messo la data, prendete spunto. Allora, vediamo per Antonia, 8 maggio 76, come andrà questo lavoro nuovo. Vediamo subito. Allora, il taglio, dunque il taglio è buono,
mezzo buono, è come dire il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Adesso ti spiego già cosa ci anticipa un pochino il taglio o quali possono essere gli eventuali riferimenti. Si capisce che è qualcosa su cui, hai creduto molto, vedi c'è la carta della fedeltà, quindi ci hai messo impegno e quello che corrisponde anche alle tue capacità, quindi qualcosa su cui credi. La gelosia è però un po' sono le emozioni, che sfidano, no, quindi quelle situazioni di paura, paura di perdere qualcosa, magari anche paura di esporsi per certi versi, se non, la paura anche di non fare guadagni sufficienti. Quindi spesso corrisponde a perdite di denaro o comunque situazioni che possono, destare preoccupazioni e apprensioni. Quindi diciamo che sì e no, il taglio però adesso vediamo. Si vedono? Sì, se no poi dopo sistemo lo schermo. Olè! Devo dire che anche se non compare l'artista, che spesso, come dicevo, corrisponde al consulente, compaiono comunque delle carte abbastanza belle. Diciamo che, si è presentata un'occasione nel tuo passato, un'occasione che però ti ha messo un pochettino, in confusione sulla eventuale scelta da fare. Si vede un passaggio che può aver coinvolto un uomo un po' più giovane di te, potrebbe essere magari uno stato di apprensione, non necessariamente per un uomo, dipende un po' dall'età di un figlio, se eventualmente hai un figlio, o comunque, una figura che ti era vicina in qualche tempo, appunto, a cui si riferiscono le sibille e che magari ti ha un pochettino, mhmm drenato qualche energia. C'è uno stato di abbattimento, forse proprio perché, questa scelta o questa occasione che si è presentata così, magari ti ha posto davanti a alcune situazioni con questa persona, ma, sembra che comunque la cosa sia andata avanti bene. C'è la carta dell'amore, la casa, quindi fondamentalmente si è trovata quella giusta, modalità che coniugasse impegni privati insieme con la prospettiva appunto di realizzare qualcosa. Quindi è una linea che a parte un momento di scoraggiamento o di difficoltà, in realtà apre delle cose più che positive. Al presente, Costanza, messaggero, donna maritata, giovane fanciulla. Allora qui si vedono alcune figure che probabilmente rientrano in questo tuo progetto. Ehm, Comunque, la carta della costanza ci dice che ha tutto il potenziale nel tempo e che anzi sicuramente sei riuscita nel tempo a dimostrare di essere all'altezza di questo compito, di questo scopo. Quindi è già una carta, incoraggiante, potrebbe anche, dare l'indicazione di un bell'investimento iniziale, o comunque di una dote, quindi magari stai mettendo a frutto un tuo dono. Ehm, Entrano in gioco, come ho detto, potenzialmente 2 figure, a meno che non si tratti della stessa persona, quindi magari una sorella un po' più giovane di te, sposata, oppure, magari sono veramente 2 persone, quindi ci sono intorno a te in questo momento, in questa situazione, delle altre, persone coinvolte, oppure è semplicemente l'indicazione di come questa situazione, questa opportunità che ha, sviluppo nel tempo, ti permette anche di accudire o di occuparti di una figlia. Quindi diciamo che, è molto buona come situazione di partenza. Dottore Gran Signore Imeneo qui ci spiega anche la possibilità che nel prossimo periodo tutto posto un rospetto, la possibilità che nel prossimo periodo tu riceva degli aiuti da una persona,
e viene definita il gran signore, a volte può trattarsi di un marito, a volte semplicemente di un investitore, qualcuno che crede in noi, quindi una persona che si prende a cuore, la situazione, oppure che, decide di, sottoscrivere un contratto, oppure di, entrare comunque in questa dinamica per te lavorativa e sarà veramente un come dire, un contratto, un accordo proficuo, è come se insomma, le cose fin da subito cominceranno a girare bene. Quindi non vedo effettivamente guarda, a parte questo cambiamento che non è necessariamente detto che sia negativo, spesso la carta della morte ci spaventa, no, per via del nome che ha e di quello che, i involontariamente o anche volontariamente suscita in noi, no, ma in realtà ci sono delle modifiche che possono essere anche profonde, magari sono modifiche che, riguardano proprio questo accordo, questo contratto, ma di fatto portano, guarda, bei guadagni e anche tanto lavoro. Quindi io vedo degli sviluppi molto positivi per la tua attività, quindi, anche nell'esito, guarda, c'è la possibilità di ricongiungersi o di riavvicinarsi o di ritrovare persone o collaborazioni, clienti, un potenziale sviluppo anche lontano, quindi non necessariamente con persone vicine, ma che questo possa avere appunto degli sviluppi anche, non proprio, come dire, nel quartiere, nei dintorni, quindi che si espanda l'attività e che questo effettivamente guarda, amante, denaro, quindi ci sono belle proposte, son tutte carte positive, non ho niente da dire Antonia. Secondo me, era arrivato questo tempo e magari questa scelta che hai fatto lì per lì ti è sembrata azzardata, una sfida, eccetera, ma io non sto vedendo niente che ti debba veramente preoccupare, anzi c'è solo da rimboccarsi le maniche e da proseguire perché, per quello che vedo andrà tutto bene. Benissimo. E sono curiosa a questo punto, consulenza di cosa? Che magari ti chiamo anch'io. No, scherzi a parte, però se mi vuoi compartecipare di qual è la consulenza, mi farà molto piacere. Allora, buonasera, posso sapere come finirà tra Monica 3 marzo '75 e Fabrizio 1° giugno '76? Ecco, diciamo che è un pelino essenziale come domanda, quindi ci sono pochi dettagli, non è, come dire, abbastanza succulenta. Io per carità provo a risponderti, però prima di tutto ti chiedo se sei qua a Naera, se sei collegata perché sei stata scelta, quindi mi raccomando, quando venite scelti date subito cenno di presenza, diversamente io passo alla domanda successiva. Quindi, Anaera dimmi se ci sei e, dici se Monica sei tu o se e perché ti interessa sapere di questi 2, in che modalità, sono in relazione, se, ovviamente se sei tu, allora escludiamo che se compare qualche altra figura bravissima, sì, ci sono. Dacci qualche dettaglio in più perché, tanto per capire, sei tu in relazione con questo Fabrizio? Se sì, da quanto tempo state insieme, eccetera. Quindi, dacci qualche indicazione, perché io guardo, però poi se si vedono delle altre figure o se si vedono più figure, comincio a tergiversare o comunque dire: "Potrebbe essere, potrebbe essere". Okay, perfetto, benissimo. Bene, lui è impegnato o è single? Tu sei impegnata o sei single? Quindi magari sai ti piace ma hai già un'altra relazione o viceversa ti piace ma lui è sposato, è fidanzato, convive, chi lo sa. Sai, sono informazioni che aiutano a chiarire i ruoli. Non vi state sentendo. Va bene, adesso vediamo comunque, casomai se compare qualche figura ti chiedo. Quindi Monica e Fabrizio. Vediamo un pochino, che sviluppi può prendere il rapporto che esiste fra voi e in che modo cambierà. Allora, Monica e Fabrizio scusate. Okay. Allora, lui dice di esser single. Okay, e allora
Beh, c'è un taglio. Mhmm, in questo taglio c'è, come se qualcuno provasse la mancanza. Ovviamente essendo la mancanza di una donna ufficiale, si direbbe che, è lui o che sia lui in questa condizione un po' di nostalgia, però potrebbe anche essere un'indicazione di te, e cioè che si riferisce a te e, magari sei tu che hai figli, quindi sei un po' giù di corda, potrebbe essere appunto un qualcosa che, riguarda te. Adesso vediamo un po'. Ma lui è del posto o lo hai conosciuto virtualmente? Te lo chiedo perché nella linea del passato, quindi, diciamo il tempo anteriore a quello attuale, c'è un'indicazione di scambi di messaggi, telefonate, eccetera, però dà anche un'altra indicazione, dice che vedi la primissima riga parte subito con conversazione e gelosia, quindi, ehm allora, lui è del posto, okay, e, lui ha 2 figli e quindi mh, ecco, quindi potrebbe tranquillamente essere anche un riferimento a lui, al fatto che magari gli manchi una figura ufficiale, se non addirittura proprio quella con cui ha avuto i figli, però sorvoliamo. Diciamo che conversazione e gelosia ci dà già un primo sintomo di qualche cosa che potrebbe, essere andato un po' storto nel passato, vale a dire che, la carta della conversazione, è chiaro, sono i momenti in cui, ci apriamo, no, comunichiamo con qualcuno, ma potrebbe anche indicare la cerchia delle persone che vi circonda, quindi le amicizie comuni, ed è possibile che, questa carta di gelosia possa dare delle indicazioni anche, rispetto, certi disappunti su alcune frequentazioni, oppure, situazioni che hanno portato in qualche modo, a confronti che hanno aperto delle insicurezze. Quindi diciamo che c'è qualcosa che però, nonostante questo primo segnale, ha comunque avuto un percorso, quindi è andato avanti, con scambi e scambi in crescendo. Sembravano descrivere o aprire, le possibilità di un coinvolgimento, più sentimentale. Ora, guarda, è possibile che si riavvicini questa persona, perché comunque si vedi domestico, riunione, potrebbe, se non è lui a riavvicinarsi, magari nel frattempo si può avvicinare a te o ritornare un po' sui suoi passi un uomo un po' più giovane, magari più giovane di lui, non necessariamente più giovane di te, ma dipenderà anche dallo scarto, di età che c'è fra voi 2, ma secondo me è un'indicazione su di lui, quindi è possibile che sia lui a ritornare un pochettino sui suoi passi, quindi che riprenda a contattarti, solo che c'è qualcosa che, o lui ti nasconde qualcosa, oppure c'è qualcosa insomma, non chiaro e non pulito, perché, militare e ladro è come se ci fosse una strategia nascosta, un qualcosa che, trama alle spalle o un segreto che viene conservato nei tuoi confronti. Quindi potrebbe anche essere che lui sì, si riavvicini, ma magari ha cominciato a frequentarsi o a, sentucchiarsi, veducchiarsi, non so, niente di importante però con qualcuno, quindi magari sorvolerà su qualche aspetto e questo potrebbe diventare una scoperta, magari potresti venirlo a sapere e questo turbarti. Di fatto è anche possibile che questa cosa, non riguardi quindi questo abbattimento, questa delusione rispetto a un altro flirt potrebbe non riguardare solo ed esclusivamente te, quindi non è neanche detto che tu, lo comprenda o lo conosca appieno. Potrebbe semplicemente descrivere che nel prossimo periodo lui magari si prende lui questo 2 di picche, quindi diciamo che questo, u
questa linea potrebbe essere tranquillamente riferita anche a lui. Di fatto, le 3 carte in chiusura sono veramente molto belle, quindi sembrerebbe che, a dispetto di certe resistenze, di certe cose che non verranno comunicate, dette apertamente, non necessariamente potrebbe essere la presenza di un terzo incomodo, ma potrebbe anche trattarsi di qualcosa che lui mhmm, non azzarda a dire, quindi magari tiene un po' per sé o è un po' più sulle sue, darà l'idea di avere degli atteggiamenti poco chiari. Quindi diciamo che c'è un passaggio non tanto felice, ma le ultime 3 carte invece lasciano intendere che possa, sulle ceneri di qualcos'altro o a ridosso di un problema che metterà tutto in discussione, portare il vostro rapporto a un altro livello. O semplicemente tra di voi la cosa non magari non è lui la persona, va a finire che poi ci sarà qualcun altro. Quindi magari lui si riavvicina, ma nello stesso tempo potrebbe accadere l'imprevisto, tu conoscere un'altra persona. Quindi magari questo passaggio così di difficoltà potrebbe essere, legato a te e alla scelta su chi puntare. Di fatto nella chiusura io ti vedo, tranquillamente felice con una persona. Cioè questo, tra l'altro il Gran Signore spesso è la persona giusta, quindi, chiunque sia in quel momento là, Imeneo fedeltà è una bellissima conferma. Però ti ripeto che questo passaggio militare ladro mi lascia intendere che potrebbe non trattarsi di lui, quindi non lasciamoci sorprendere dalla divina provvidenza. Nell'esito comunque Ehm, come vedi ci sono delle carte che inducono a pazientare, a riflettere, a individuare cos'è che effettivamente conviene fare e a non fare cose avventate, okay, quindi, porta pazienza, osserva bene, prima di fare delle scelte di qualche tipo. Ovviamente l'esito ci risponde direttamente a te Fabrizio, quindi, magari cerca di comprendere bene se il suo interesse è sincero o se è condizionato da altri fattori per cui c'è una riflessione dietro, anche questo non va assolutamente sottostimato. Bene. Monica? No, qui, c'è la nostra Milena che è Sì? iscritta a Face, però purtroppo Face, lei è iscritta a Continua a StreamYard, non ma non controllare, c'è proprio okay. come un virus, mi sa. Va bene, okay, va benissimo, quindi rispondo a Milena perché in passato, ricordo di averla rimbalzata forse proprio per questo motivo, ma povera Stella se ha già provato 1000 volte a autorizzare StreamYard. Prego, prego Monica. Allora, torniamo a Milena, vediamo, 29 ottobre del '71, ho un concorso per arti Firenze il 1° dicembre ad Arezzo. Vedi una riuscita, devo prendere almeno 21 trentesimi per entrare in graduatoria, grazie. Ecco, questo è un altro esempio di domanda formulata benissimo, grazie Milena per la serietà, ovviamente è la stessa che noi mettiamo nel darvi le risposte, quindi è sempre apprezzatissimo. Allora, vediamo un po'. Milena e il suo concorso del 1° dicembre ad Arezzo. Vediamo un po' che cosa la aspetta. Allora, ti stai impegnando in 1000 cose, in tante direzioni e, un po' stai un po' perdendo, come dire, il non dico l'entusiasmo, ma, c'è un po' di sfiducia, ecco, però in realtà si risolve continuando, quindi tranquilla, non è un brutto taglio. Chiaramente, ah, Milena! Sì, ti vediamo. Benissimo, ce l'abbiamo fatta, brava Milena. Allora, quindi abbiamo visto il taglio, un po' di scoraggiamento, ma niente di grave. In realtà è un invito a continuare a impegnarsi. Allora, beh, ma io qua un esito lo vedo, Milena. Anch'io ho visto prima. Ah, Milena, qui lo vedo l'esito. Vuoi dire che è la volta buona? Brava Milena. Allora, guarda,
chiaramente la linea del passato potrebbe riferirsi ai grandi intrighi che precedono questo concorso, ma potrebbe anche semplicemente riferirsi ai tanti tentativi che hai già fatto in passato con tanti ostacoli. Quindi diciamo che, visto e considerato la bellezza delle carte successive, mi concentrerei su presente e futuro, perché sembra finalmente arrivato il tempo di raccogliere. Non Milena, sono belle carte, okay, ovviamente devi andare là impegnandoti al massimo, ma sembra che sia un po' la ruota girata in tuo favore, quindi perché dico la ruota? Perché c'è la fortuna, quindi è il tempo, è come se fosse arrivato il momento, l'occasione che aspettavi. Quindi la fortuna, necessariamente non è sempre benefica. La fortuna è un'opportunità, un'occasione. Le carte successive ci spiegano se sarà positiva o negativa, ma in questo caso fedeltà, addirittura consonante sorpresa, quindi qua c'è un graduato, quindi la graduatoria, secondo me ce la fai. Capisci? Qui è molto positivo. Tra l'altro il primo dicembre non è lontanissimo, quindi siamo in un tempo abbastanza attuale. Guarda, non solo la cosa andrà e ti difenderai benissimo, ma anche il risultato è da festeggiare. Quindi forse questa è la volta in cui effettivamente ottieni quello che stavi aspettando e cercando. Guarda, vedi che c'è la notizia di un contratto, questo è un contratto. Questo è un qualcosa che ha tutta la possibilità di diventare a tempo indeterminato, c'è anche la casa, quindi è un lungo corso qui, non è un incarico e basta. Quindi mi sa di un qualcosa molto, molto positivo. C'è anche il trasferimento, quindi se stai già lavorando da qualche altra parte, questo è un cambio. Certo, l'inizio ti può dare un po' di apprensione per le mansioni, le nuove persone o comunque la qualità, insomma, del lavoro entrare a rodaggio, però io, guarda, Milena, questa volta sono positive, quindi eh, veramente sono contenta. La nostra Milena, dico la nostra perché ormai è diventata anche, è la Milena del Marietto, ma è diventata anche la mia Milena. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi tenuto compagnia, per essere stati presenti, per aver partecipato, per il vostro saluto, per il vostro affetto. Vi ricordo che torno giovedì alle 19 insieme al Marietto Veneziano e che comunque avrete l'occasione di una mia risposta nuovamente martedì prossimo, sempre alle 21:15. Un abbraccio, buona serata.